giorno speciale per noi. Celebreremo insieme la Santa Cena del Signore. Amen. Alleluia. Salmi 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore al suo nome. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu prepari davanti a me la mensa, al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Amen. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Preghiamo insieme. Ah, Gesù, cos'altro possiamo dire davanti alla tua presenza se non soltanto grazie? Grazie perché ancora una volta noi possiamo stare qui nella tua casa, davanti alla tua presenza, insieme alla tua assemblea, lodando e ringraziando e innalzando il tuo santo nome. Grazie Signore perché in tutti i nostri giorni noi abbiamo abitato nella tua casa, sotto le tue ali, e tu ci hai protetto con beni e bontà. Ci hanno accompagnato per tutta la nostra vita, Signore. E noi vogliamo soltanto ringraziarti perché tu sei il nostro pastore e nulla ci mancherà. Nulla ci ha mancato e nulla ci mancherà. Grazie, Signore. Grazie ancora una volta per la tua presenza. Grazie, Signore, ancora una volta per il tuo amore versato su di noi, anche quando eravamo i nemici tuoi. Un amore che è venuto verso a noi, dove eravamo, ci ha trovati, ci ha liberati e ci ha unto. Il mio capo è stato unto, la mia coppa trabocca davanti alla tua presenza. Oh, Signore, cos'altro posso dire? Soltanto grazie, Signore. Grazie per questo amore così furioso, ma allo stesso tempo tanto dolce. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Tu sei il mio pastore e nulla mi mancherà, nulla mi mancherà, nulla mi mancherà. Grazie, Signore. Tu sei il mio pastore e nulla mi mancherà, nulla mi mancherà, nulla mi mancherà. Alleluia. Grazie, Signore. Esiste un fiume qui stamattina, amen. Alleluia. Esiste un fiume pieno di bontà, una sorgente Che cessa. cessa il dolore, un mare dove la paura non c'è, mare che sale, che sale. Esiste un fiume che si muove in me.
vita nel fiume, abbiamo vita nel fiume, abbiamo vita nel fiume. presto tornerà. Alleluia. Amen. Amen. Lui presto tornerà. Gloria a Dio. Ed ogni re. Giuda ruggisce con forza, è un Dio di vittoria, tutti si ginocchieranno. Il mio Dio è l'agnello immolato per il nostro peccato, Lui ci ha liberato, tutti si ginocchieranno qui davanti a Lui. Il leone
Dio è leone, leone di Giuda, ruggisce con forza, è un Dio di vittoria, tutti si ginocchieranno. Mio Dio è l'agnello, l'agnello immolato per il nostro peccato, lui ci ha liberato, tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, il leone e l'agnello. Oh, chi lo fermerà? Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Oh! Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Chi lo fermerà? Mio Dio è leone, leone di Giuda, ruggisce con forza, è un Dio di vittoria, tutti si ginocchieranno. Mio Dio è l'agnello, l'agnello immolato per il nostro peccato, lui ci ha liberato, tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, il leone e l'agnello. Alleluia! Chi lo fermerà? Chi lo fermerà? Alleluia, 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 amen. Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Chi lo fermerà? Guarda la persona che è a fianco a te e inizia a dichiarare: il mio Dio è il leone, leone di Giuda, ruggisce con forza, è un Dio di vittoria, tutti si ginocchieranno. Il mio Dio è l'agnello, l'agnello immolato per il nostro peccato, lui ci ha liberato, tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, il leone e l'agnello. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Buongiorno a tutti. Pace sia con voi, amen. Jerry è arrivato, io lo sento, ecco. Gloria a Dio, perché ancora un giorno ci ha dati per poter celebrare, per poter dire che lo amiamo, per poter dire senza parole quanto noi lo amiamo, amen. Amen. In questo momento che noi continueremo a lodare il Signore con le nostre offerte, con le nostre decime, noi di solito, io penso che sia una cosa che tanti pastori lo fanno, inclusi noi, e tante persone quando vengono qui, no, a parlare delle decime, delle offerte, noi citiamo molto l'Apostolo Paolo, quando lui parla nella sua seconda lettera, se non mi sbaglio, alla Chiesa di Corinto, ai Corinzi, quando lui dice: date conforme avete deliberato nel vostro cuore.
Amen? Vi ricordate di questo? Ma io stamattina volevo tornare indietro e attenendoci da dove è nato questo che Paolo disse. È nato da quello che il Signore ha detto al suo popolo. Se voi volete aprire la vostra Bibbia nel libro di Esodo, capitolo 25, noi stiamo parlando dell'inizio della Bibbia, stiamo parlando da quando il popolo stava uscendo dalla schiavitù, uscendo dall'Egitto, e il Signore dà a Mosè alcune ordini, no? Per costruire il tabernacolo. E allora, in 25 dal versetto 1, lui dice così: l'Eterno parlò a Mosè dicendo: di ai figli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore. Amen. E poi Paolo prosegue, perché? Perché la Bibbia è meravigliosa, la Bibbia è completa, perché alcuni dicono no, ma guarda che c'era questa usanza nell'Antico Testamento. No, noi nel Nuovo Testamento ne sentiamo di nuovo, ci sono gli insegnamenti su questo. È molto difficile per noi pastori parlare di questo, no? Anche in un mondo dove tanti vengono attaccati a causa di questo, però noi dobbiamo insegnarvi. Dio disse nell'Antico Testamento e Dio disse attraverso Paolo anche nel Nuovo Testamento che noi dobbiamo avere un cuore che delibera. Perché se tu non hai un cuore che delibera, devi fare come il salmista chiese: Signore, investiga il mio cuore, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Perché noi abbiamo bisogno di avere un cuore predisposto a offertare, ad essere fedeli, ad essere costanti per l'avanzamento dell'opera di Dio. Amen. Allora in questo spirito di adorazione io ti invito a prendere nelle tue mani la tua decima, la tua offerta. Noi consacreremo al Signore. Amen. Ringraziando Lui per tutto quello che noi riceviamo, che noi abbiamo, che noi possiamo fare, che noi possiamo ricevere, per la salute che ci dà, no? Ringraziamo Lui perché fa caldo qua dentro, no? Fa caldo, si sta bene, e gloria a Dio per questo. Non sapete cos'è per noi, no? Come Daniel ha detto settimana scorsa, cosa vuol dire per noi sapere che non ci sarà freddo in chiesa, che i fratelli possono essere a loro agio, per poter ascoltare la parola e poter metterla in pratica il lunedì, martedì, mercoledì, anche oggi pomeriggio, magari a pranzo in famiglia, o in cena con gli amici, a cena con gli amici, mettere in pratica ciò che Dio ci sta parlando. Amen. Signore, noi ti ringraziamo perché fa freddo, Signore, ma tu ci dai dei vestiti, Signore. Ti ringraziamo perché abitiamo in una nazione, Signore, che sì, paghiamo le tasse, Signore, ma abbiamo la sanità, Signore, abbiamo le cose, Signore, i benefici che questa nazione ci dà, Signore. Ti lodiamo perché abitiamo in una nazione che ci dà libertà di culto, Signore, che noi possiamo parlare del tuo nome, possiamo lodare il tuo nome, possiamo avere un posto, Signore, affittato solo per poter parlare del tuo nome, Signore. Noi ti lodiamo per questo. Ti lodiamo perché abbiamo del cibo a casa, ti lodiamo perché i nostri figli vanno a scuola, Signore, fanno le lingue, Signore, a scuola, Signore, le lingue straniere, imparano sui computer, Signore. Grazie, Signore, per la qualità, anche, Signore, sappiamo che tante cose devono migliorare, ma grazie per quello che noi abbiamo oggi, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, per il nostro lavoro, per quello che tu ci dai, grazie per la salute, Signore, che ci dai. Grazie, Signore, perché non manchi mai. Grazie perché, come abbiamo letto prima, tu sei il nostro pastore e nulla ci mancherà, Signore. Signore, noi vogliamo offrire a te con tutto il nostro cuore, le nostre decime, le nostre offerte, chiedendo saggezza nel gestire la tua opera, perché ciò che abbiamo nel nostro cuore è fare la tua volontà, Signore. Allora noi benediciamo quelli che sono in difficoltà,
quelli, Signore, che non hanno lavoro, quelli che stanno cercando casa, quelli che sono in attesa di documenti, Signore. Noi mettiamo tutto nelle tue mani, Signore, ogni persona, Signore, che ha dei problemi, Signore, qualsiasi natura di problemi, a lavoro, Signore, giudiziari, Signore, economici, finanziari, Signore. Noi mettiamo tutto nelle tue mani, sapendo che tu vedi, provvedi ad ogni nostro bisogno, Signore. Nel nome di Gesù, noi vogliamo offrire a te, riconoscendo che questo è nulla davanti a tutto ciò che tu hai fatto, fai e sappiamo che lo farai per noi. Così noi preghiamo. Amen. Amen. Potete venire con gioia, no? Con il cuore, a depositare la vostra offerta, la vostra decima qui nella presenza del Signore. Amen. Io volevo approfittare di questo momento, no? Continuate a suonare un po' perché così fa un momento più dolce. Volevo invitare qui davanti, oggi noi presenteremo alcuni dei nuovi leader di ministero della nostra Chiesa, amen? E noi vogliamo presentare loro alla Chiesa, ma vogliamo anche pregare per loro, no? In modo che siano... non dico neanche pronti, no? Ma in modo che siano, come si dice, aptos. Non so, fratelli, mi è sfuggita la parola. Ma in modo che siano benedetti per fare questo lavoro, che magari lo stanno già facendo, ma adesso saranno quelli che ci risponderanno direttamente riguardo a questo. Allora volevo invitare prima di tutto il mio marito qui, no? Amen. E allora noi preghiamo per lui anche oggi. Amen, gloria a Dio. Amen. E volevo invitare qui Vittoria. Volevo invitare qui Laura. Voglio invitare Andrea. E voglio invitare Emerson e Lidia. Io adesso di qua. Grazie. Wow. Amore, vieni qua così se tu devi parlare abbiamo lo stesso microfono. No? Allora, noi settimana scorsa abbiamo pregato con Nicola e con Giuliana. Questa settimana è iniziato il discepolato, è stato un tempo meraviglioso, no? Vi invitiamo a venire, no? Voi che non avete ancora, magari non vi siete iscritti, parlate con loro, no? È un modo per poter stare lì ad imparare più profondamente, no? Della parola di Dio. E noi la prossima settimana faremo altre presentazioni e anche vogliamo pregare con tutti quelli che sono già leaders, no? In modo che anche voi che siete nuovi nella Chiesa possiate conoscere chi sono le persone che sono lì accanto a me, a Daniel, no? Perché a volte vedete tanto noi due, vedete Pastore Jean-Claude qui, ma non vedete tutta la squadra che c'è dietro a questo lavoro. No, non stiamo parlando del team, diciamo dello staff, stiamo parlando solo dei leader di ministero in questo momento, no? E noi qui abbiamo Laura, che Laura da sempre è stata una maestra dei bambini, no? Tutti i genitori qua la conoscono perché sanno l'amore e la passione che lei ha per questo ministero. E quest'anno io per
alcuni anni, penso 4 anni, ho seguito loro, sono stata la leader delle maestre Kids, ma quest'anno noi abbiamo pregato, no? E abbiamo detto, Signore, è il tempo che i figli crescano, no? E abbiamo pregato io e Daniel, Laura con tanta gioia ha accettato, e quindi noi vi presentiamo oggi la nuova leader del Ministero Kids. Amen. E poi abbiamo Vittoria, no? Vittoria abbiamo pregato insieme, no? Noi avevamo già questa certezza nel cuore, ma volevamo che lei avesse questa conferma del Signore. E tutti sanno che noi abbiamo un dipartimento di missioni. Potete accomodarvi, scusate, potete accomodarvi. Tutti sanno che noi abbiamo un dipartimento di missioni nella nostra chiesa, sia nazionale che locale, perché essendo chiamati chiesa cristiana missionaria, non possiamo essere una chiesa che non si occupa, che non si preoccupa delle missioni, no? E allora Vittoria da quest'anno è accettato, no? E da oggi sarà la leader del DME della nostra chiesa, no? Sarà la leader di missioni della chiesa. Vittoria è sempre già, no, occupata con tante cose, sempre impegnata. Avete visto il lavoro a Natale che ha fatto lei insieme a Rosy, no? Che è nato nel suo cuore, e sappiamo che Dio darà tanta ispirazione e farà ancora di più. Amen. Poi noi abbiamo quello bel visetto lì, no? Di Andrea. Io penso che tutti voi qua, quando arrivate in chiesa, già ricevete un caloroso buongiorno da questo bel sorriso, no? Amen. Andrea è già da un po' che si sta impegnando, no? nell'accoglienza della chiesa, no? E io ho detto a lui, noi abbiamo fatto un incontro a fine anno con i leaders, e ho detto a lui, guarda Andrea, che vedere il tuo sorriso la mattina, quando apri magari la porta anche della macchina, a volte per me mi riempie il cuore, no? E noi avevamo iniziato questo lavoro, ma Andrea non era ancora stato presentato davanti alla Chiesa come leader di questo ministero. Ragazzi, donne, uomini, se voi avete questo desiderio di lavorare, di ricevere le persone, perché l'accoglienza è una delle cose più importanti in una Chiesa, no? Perché è il momento in cui qualcuno ci si sente abbracciato, ci si sente ricevuto, ben accolto. E allora, se avete questo desiderio, potete parlare con lui è lì, ha già ingaggiato Leo, noi ci sono altri che stanno già lavorando insieme a lui, e noi abbiamo bisogno di altre persone. Oggi noi consacreremo la sua vita davanti a tutta la Chiesa in questo ministero. Amen? Amen. E poi noi abbiamo Emerson e Lidia, no? Emerson è già da un po' che cammina con noi, no? Voi lo conoscete come il batterista, come quello che è sempre qui, no? Chi lo conosce, chi è venuto a Capodanno lo conosce ancora di più. No, Emerson è una risorsa preziosa per questa chiesa, ma io non dico così perché abbiamo interessi, scopi, no, io dico perché il suo amore per noi, per la chiesa, è una cosa che Dio ha messo nel suo cuore, no? E Lidia, no, in quanto suo amore, magari qualcuno di voi non la conoscete, ma io e Daniel, Lidia, la conosciamo da una vita. No, è una donna che ha sempre servito, un operaio consacrato della CCMI, ha servito lì a Napoli, e il Signore la sta portando a noi. È un regalo per noi. Io voglio che tu sappia questo, anche davanti alla Chiesa, che sei un regalo per la nostra vita, che tu ti senta accolta per questo, no? E noi pregando anche su questo, cercando di migliorare le cose nella Chiesa, di anche, non dico alleggerire per noi, perché non è un peso l'opera per noi. Voi, chi ci conosce sa di questo, che per me e per Daniel la Chiesa non è un peso,
ma il Signore ci sta chiedendo questo. Mettete in ordine le cose, no? Organizzate le cose, no? E allora anche questo per noi era un qualcosa che stava sempre su di me e su di Daniel, e noi abbiamo deciso di lasciare, non lasciare, no? Ma di affidare a delle persone che siano capaci di fare questo. Quindi da oggi, da oggi in poi, no? Ci sarà un ministero nella Chiesa, ci sarà un'organizzazione che tratterà gli eventi, che organizzerà coi ministeri, no? Insieme a Nicola e Giuliana l'agenda della Chiesa, no? Tutte le cose saranno loro. Quindi faccio un esempio veloce perché non possiamo dilungare, no? C'è la Pasqua. Cosa faremo per Pasqua? Non è che non venite più dai pastori, no? Ma noi non possiamo più organizzare queste cose, noi dobbiamo fare i pastori, no? E allora loro saranno lì insieme ai ministeri a fare, insieme a Giù e Nicola con l'agenda, no? Noi passeremo adesso a Giù e Nicola l'agenda nazionale, anche loro si siederanno e organizzeranno tutto insieme, e i ministeri saranno mossi in base a quello che c'è sotto di loro. Noi ovviamente saremo con loro, cammineremo insieme a loro, ma questa è una cosa che la stiamo affidando, così come gli altri ministeri stiamo affidando. Quindi hai un'idea di evangelismo, parla con Vittoria. Hai un'idea, no? E così, perché a volte noi parliamo, si parla, pastore, volevo fare qualcosa. Ci si dimentica, fratelli, ma non perché non abbiamo nel cuore, è perché ci sono tante cose e a volte a noi ci sfugge. E il Signore ci ha dato questa parola, accoglienti con loro ad essere partecipi, ha dato questa parola, accoglienti con loro ad essere partecipi, a incentivarli in tutto quello che devono fare per la gloria del suo nome. Amen. Amen. È bello quando noi facciamo l'opera del Signore con ordine, no? Tutto organizzato, e noi stiamo cercando di organizzare tutti i ministeri in modo che la Chiesa possa funzionare, perché una cosa che io ho molto forte nel mio cuore è che la Chiesa crescerà, no? Ma si vede già, no? Si vede già che la Chiesa sta crescendo, e questa è una benedizione del Signore. Allora è meglio organizzare in quanto è piccola, che cresce già organizzata, che organizzare dopo che sarà grande, no? Allora dopo è molto più difficile. Allora noi stiamo organizzando. Se avete idee di eventi o qualcosa, volete qualche informazione, andate da Emerson. Se volete qualche informazione su missioni, andate da Vittoria, no? Se volete partecipare dal ministero con i bambini, dal ministero Kids, volete dare una mano, avete questo dono, no? Amate i bambini, no? Io non sono la persona adatta per prendersi cura dei bambini. Risolvo subito la situazione. No, non ho questo dono. No? Ma andate da Laura, no? Laura potrà parlare con voi, vi metterà lì. O se avete questo desiderio nel cuore, a volte non notate neanche che c'è questo ministero, il ministero dell'accoglienza. Ma guarda che questo è uno dei più importanti ministeri della Chiesa. Ma perché, pastore? Se una persona arriva qua distrutta, no? Distrutta, e all'entrata riceve un abbraccio, un sorriso, è ricevuta, accolta con amore, la possibilità che questa persona torni è molto più grande che uno che entra dritto, guarda la riunione e va a casa e nessuno la guarda. Allora ho anche parlato tante volte questo con Andrea, no? E Andrea ha detto: no pastore, guarda che io sto più per l'accoglienza, mi piace questa cosa. No, allora è qualcosa che il Signore ha piantato nel suo cuore, e lui ha già trovato delle persone che amano a fare anche questo, no? Allora questo è molto importante. Allora quando passate di lì, anche voi abbracciate lui, date un abbraccio stretto così in Andrea, no? Che voi starete incentivando il suo lavoro in modo che lui possa continuare sempre, perché io penso che ci saranno anche i giorni che lui non avrà voglia di sorridere, no? Ci saranno anche i giorni, le domeniche che lui arriverà qui, che avrà avuto una settimana difficile e tutto quanto, ma lui sorride lui stesso. Perché? Perché ama quello che sta facendo.
sono cose che noi non possiamo dare per scontato, no? Ah, il mio bambino viene alla scuola, viene in chiesa, no, resta là in sala con la maestra e noi lo portiamo a casa, no, dopo, ah, che benedizione, almeno i miei figli non mi danno fastidio. No, l'intenzione del ministero non è questo, che i vostri figli non vi diano fastidio. Non è proprio questa l'intenzione, di agevolare il culto per i genitori, ma è lontano di questo. L'idea del ministero infantile è che loro siano educati nella parola del Signore, che loro crescano conoscendo la parola del Signore. È questo lo scopo. E allora noi abbiamo bisogno anche del vostro impegno, perché ci sono genitori che vengono una volta ogni tanto e allora i bambini non riescono a seguire il ragionamento delle lezioni che vengono applicate nella scuola per i bambini. Allora venite ogni domenica, portate i vostri figli, perché è nella continuità che c'è la benedizione. I vostri figli non si abitueranno nella chiesa se voi venite una volta al mese, una volta ogni 2 mesi. Voi dovete portare i vostri figli sempre, loro cresceranno e quando saranno grandi non si devieranno. È una promessa biblica. Amen. Allora valorizzate il loro lavoro. Valorizzate il loro lavoro. No? Vittoria, anche se non era già stata riconosciuta, no, come leader di questo ministero, lei ha fatto un lavoro bellissimo. Avete visto tutte quelle ceste che noi abbiamo distribuito lì? È stato un lavoro suo con il DME insieme. È stato un lavoro suo. Lei è bravissima in questo, no? C'era prima Rose che era molto brava e adesso c'è lei, e io credo che questo prospererà e sarà una benedizione. E io voglio lodare Dio per la vostra vita, voglio lodare Dio per la vostra disponibilità, voglio lodare Dio per il vostro amore per l'opera, perché l'opera non va avanti se non ci sono le persone che rimboccano le maniche e si danno da fare. E gloria a Dio per la vostra vita, perché se vi siete fatti avanti e qualcuno di voi partecipate anche a più di uno ministero, no? E io so che questo porta un peso, c'è da fare, c'è da correre dietro, tutto quanto, ma voi non vi siete tirati indietro. Gloria a Dio per la vostra vita, e che voi possiate essere di esempi per tutti gli altri. Noi ripetiamo sempre che non esiste il ministero di riscaldare le sedie. Tutti noi siamo stati chiamati a fare qualcosa. Allora tu che hai lì le braccia incrociate perché intanto è confortevole venire in chiesa una volta a settimana e non fare niente, dateci da fare, perché noi arriveremo in cielo, ci sarà qualcosa che ci aspetta là, e tu cosa ti aspetterai? La salvezza non c'entra con il premio che noi riceveremo là. Siamo tutti salvi, alleluia, gloria a Dio. Gesù torna, noi andiamo in cielo, amen. Ma il premio che noi riceveremo là riguarda a quello che noi facciamo nella sua opera. Riguarda quello che noi facciamo nella sua opera. A volte ci è comodo arrivare qui 5 alle 10, partecipare al culto, il mezzogiorno i 5 andare a casa tranquilli senza coinvolgersi con niente. Ma noi dobbiamo dare la nostra collaborazione in modo che le persone che sono fuori conoscano Gesù. Pastore, in che modo posso aiutare? Guarda che ne abbiamo davvero tanto. Maestre, vero Laura? Abbiamo bisogno di maestre, abbiamo bisogno di cantanti, musicisti, abbiamo bisogno di persone per il DME, abbiamo bisogno di persone che sappiano sorridere bene per fare il ministero di accoglienza. Abbiamo bisogno di persone che possono stare accanto a Emerson e Lidia. Abbiamo bisogno di persone per il diaconato. C'è lì Nara, guarda là Nara che è sempre loro che sono in servizio, non hanno mai l'opportunità di sedersi. Abbiamo bisogno di persone che si sbrighino per il ministero del media. Abbiamo bisogno di persone che si diano da fare. Abbiamo bisogno di persone che amino l'opera del Signore e che si facciano avanti. L'opera non va avanti se non ci sono le persone. Noi siamo stati chiamati per questo, e attraverso il nostro lavoro noi glorificheremo il nome del Signore. Amen. Preghiamo. Alzate le vostre mani per favore, noi consacreremo loro.
Caro Gesù, noi vogliamo glorificarti, Signore, per la vita di questi fratelli che si sono fatti avanti, Signore, per lavorare nella tua opera. Io voglio lodarti, Signore, per il loro cuore, per la loro disponibilità. Voglio lodarti, Signore, perché non si sono tirati indietro, Signore, hanno accettato l'invito e sono venuti. E adesso, Signore, noi ungiamo, Signore, loro nel nome di Gesù per questa missione che è stata proposta. Che il tuo Spirito Santo rivesta loro, Signore, dia la capacità ad ognuno di loro, Signore, per svolgere al meglio, Signore, questi ministeri. Noi consacriamo a te, Signore, la vita di Lidia e di Emerson, Signore. Che la tua benedizione sia su di loro, Signore, che il tuo Spirito Santo possa spingere loro, Signore, a lavorare, Signore, nella tua opera. Che il tuo Spirito Santo dia loro, Signore, motivazione, che il tuo Spirito Santo dia loro creatività, Signore, che il tuo Spirito Santo aiuti loro, rinnovi le loro forze, che il tuo Spirito Santo possa agire attraverso di loro, Signore, per il bene della tua opera. Dà loro capacità, Signore, consapevolezza, Signore, curiosità, Signore, per cercare cose nuove, Signore. Noi li benediciamo, Signore, nel nome di Gesù per questa nuova funzione che loro inizieranno. Noi benediciamo, Signore, la vita di Andrea, Signore, per il lavoro che lui sta già facendo da un buon tempo, Signore. Ma noi ti glorifichiamo per la sua disponibilità, noi ti glorifichiamo il tuo nome perché lui ha sempre un sorriso, Signore, lui ha sempre un abbraccio per quelli che stanno arrivando, e noi chiediamo, Signore, che tu continui ad usare lui, quelli che stanno accanto a lui in questo ministero, che tu continui a benedire la sua vita, Signore, che nonostante magari le sofferenze, le circostanze, lui abbia sempre sul viso un bel sorriso, Signore, per ricevere quelli che arrivano qui magari col cuore distrutto, Signore. Che tu possa rinnovare le sue forze, che tu possa benedirlo, Signore, versare potentemente del tuo Spirito Santo su di lui. Padre, noi benediciamo la vita di Vittoria, Signore. Ringraziamo te perché lei ha accettato di buon cuore, Signore, questo ministero. E noi chiediamo a te, Signore, che possa usarla con autorità e potenza. È un ministero così importante, Signore. Oh Padre, noi chiediamo che tu possa aprire, Signore, la sua visione. Dà a lei una visione più ampia, Signore. Dà a lei progetti per l'evangelizzazione, Signore. Dà a lei, Signore, sogni, Signore, per questo ministero. Usa lei con autorità e potenza, Signore, e che questo ministero possa fruttare, Signore, e possa portare anima ai tuoi piedi, Signore, nel nome di Gesù. Metti nel cuore suo, Signore, un amore per le anime, Signore, un amore per le anime perdute, Signore, un amore che brucia nel suo cuore, Signore. Metti nel suo cuore, Signore, idee per benedire le nazioni, Signore, i missionari che stanno viaggiando, progetti di preghiera, Signore. Metti nel suo cuore, Signore, nuove idee, Signore, per aiutare, Signore, le missioni, Signore, non solo della nostra Chiesa, ma anche fuori della nostra Chiesa. Noi la benediciamo nel nome di Gesù. Padre Santo, noi benediciamo anche la vita di Laura, che con gioia ha ricevuto questo invito e ha accettato questa posizione. Noi benediciamo la vita di Laura e chiediamo che il tuo Spirito Santo la possa capacitare ancora di più, Signore, e che questo amore che lei ha per questo ministero cresca sempre, che lei abbia sempre pazienza, Signore, cura nel fare le cose, Signore, che lei si approfonda sempre di più, possa approfondirsi sempre di più nella conoscenza della tua parola, e che il tuo Spirito Santo dia a lei discernimento della tua parola, in modo che lei possa insegnare con chiarezza i bambini, passare le idee con chiarezza alle altre maestre, che lei sia una leader, Signore, che dia l'esempio in ogni cosa, Signore, che possa edificare anche le altre, Signore. Padre, usa, Signore, usa la vita di Laura per la gloria e per l'onore del tuo nome. Noi la benediciamo e che il tuo Spirito Santo venga su di lei e la rivesta, Signore, di potenza. Padre, che la tua benedizione sia su ognuno. Dà la tua benedizione nel nome di Gesù, e che loro possano operare, Signore, potentemente nella tua opera per la gloria e per l'onore del tuo nome. Noi preghiamo così nel nome di Gesù. Amen. Amém, aleluia, amém. Eu volevo lasciarvi un brano
no? Che noi abbiamo ricevuto questo fine settimana. Siamo stati nell'incontro dei pastori titolari, no? Della CCMI. È stato un ritiro, grazie a Dio, molto benedetto. E abbiamo ricevuto una parola e io quando l'ho ricevuta volevo lasciare anche a voi. Lo scrittore agli Ebrei nel capitolo 10 parla così: non abbandonate la vostra franchezza oppure la vostra continuità, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Che voi possiate avere questa certezza, che voi non siete di quelli che si tirano indietro. Amen. Che noi non siamo. Vittoria, tua mamma mi ha chiesto di darti un abbraccio, lei non poteva essere qui, ma ha espresso la sua gioia, la sua fierezza, la sua gratitudine a Dio di vederti crescere nelle vie del Signore e di essere così, no? E allora io ti do un abbraccio della mamma, ok? Amen. Potete accomodarvi, grazie. Applaudiamo ancora una volta il Signore. Alleluia. Alleluia. Alziamoci ancora in piedi un attimo solo. Dopo vi riposerete. Alleluia. E io vi invito a cantare questa canzone con noi, con tutto il vostro cuore. Adorando il Signore, perché non c'è, dobbiamo avere questa consapevolezza nel cuore e che queste non siano soltanto parole che escono dalla nostra bocca così a vuoto, ma che venga proprio dal profondo del cuore. Non c'è un Dio come te, tu sei più grande di ogni cosa. Amen. Adoriamo il Signore, cantiamo. Alleluia. Generazioni prostrate ad adorare, a cantare la canzone all'agnello. Chi ci ha preceduto e chiunque crederà, canta la canzone all'agnello. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome al di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini, il tuo nome al di sopra di ogni nome, e dagli angeli da il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. A te, se sei stato perdonato, se lui ti riscattò, canta la canzone all'agnello. Questo siamo noi. Se in libertà cammini e porti il nome suo, Sei tu. canta la canzone all'agnello.
Alleluia. Oh glória, 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 glória. Oh alleluia. Io volevo sentire solo le voci adesso. Cantiamo. Il suo nome. Dichiara questo. È al di sopra. Di troni e domini. Ancora una volta dichiariamo: il suo nome è più alto, il suo nome è più grande, il suo nome è al di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini. Il suo nome è al di sopra di ogni nome. Alleluia. Alleluia, alleluia. Non c'è un nome uguale al suo. Amen. Lui ha lasciato la sua gloria, si è fatto uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha vissuto in mezzo a noi, dopo ha dato la sua vita, è morto in croce, ha sofferto tutto quello per amore ad ognuno di noi, ma al terzo giorno Lui è risorto e oggi Lui è a destra del Padre e la sua parola dice che il suo nome è stato innalzato al di sopra di ogni nome e non esiste un altro nome per il quale noi possiamo essere salvati. Alleluia, questo è il nome di Gesù. Noi serviamo a Gesù, amiamo a Gesù perché tutto viene da Lui, attraverso di Lui ed è per la sua gloria. Lui è la nostra motivazione, Lui è quello che ci spinge ad andare avanti, Lui è la nostra forza, la nostra salute, la nostra salvezza. Lui è tutto in tutto, alleluia. Lui è Gesù, degno di tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore. Amen. Applaudiamo Gesù ancora una volta e accomodatevi per favore. Amen. Alleluia. Resta ancora l'invito a chi ha voglia di lavorare nella Chiesa, no? Purtroppo, pochissimi sono venuti da noi, ma noi insistiamo, no? Insistiamo. Se tu hai voglia di lavorare, hai voglia di fare qualcosa, di essere operante nell'opera del Signore, venite a parlare con noi. Sì, parlate con i leaders, andate da loro e date la vostra disponibilità. Noi stiamo organizzando anche il Ministero delle Comunicazioni. Stiamo lavorando. Pedro fra un po' arriva, no? Chi di voi conosce, si ricorda di Pedro? Chi non si ricorda di Pedro, no? No, è che ci sono tanti fratelli nuovi che non conoscono Pedro ancora. Pedro è il nostro tastierista, no? Lui sta facendo una specie di stage di 4 mesi in Spagna, ma adesso, gloria a Dio, sta terminando questi lunghi, 1 anno di 4 mesi, no? Sta terminando e lui ritorna. E lui è proprio un... Quanti di voi avete già guardato quello cartone animato che si chiama Manny Tuttofare? Manny Tuttofare, avete già guardato? No, ma non siete bambini. Guarda che io amo guardare i cartoni animati, no? E lì a lui non piace più, ma a me piace ancora, no? Io ogni tanto guardo. E questo Manny è uno che faceva di tutto in tutto, no? Manny sistemava tutto. E Pedro è un po' così, no? Pedro ci dà una mano qua, là, ci aiuta qui, corri, vai, fai, no? E lui sta tornando, gloria a Dio, no? È uno dei nostri bracci destri qui, no? E lui sarà a capo di questo ministero, il ministero di comunicazione. No? E allora noi abbiamo bisogno anche di persone che siano bravi in fare grafiche,
no? Se tu sei bravo con il Photoshop, no? Oppure sei bravo con CorelDRAW o con questi altri programmi che si fanno grafica e tutto quanto, dateci la vostra disponibilità. No? I social della Chiesa sono tutti fermi perché noi non abbiamo persone che siano in grado di movimentare i social, fare i video, pubblicare su Instagram, Facebook e movimentare queste cose. E voi sapete benissimo che questa è la pubblicità del momento. Questa è la pubblicità del momento. Noi abbiamo tanti fratelli qui che sono venuti nella Chiesa perché hanno visto il nostro Instagram, perché hanno visto una predica, hanno sentito una musica, hanno sentito parlare di noi. No? E una volta ci hanno detto così: guarda, mi è piaciuto quando ho visto su internet, ma quando sono arrivato qua era molto meglio. Ho detto, gloria a Dio. Si ricorda chi mi ha detto questo? No, penso di no. Martina mi ha detto questo quando è arrivata qui. No, e tanti altri fratelli, guarda che vi ho visti su internet. No, sono cose molto importanti, noi dobbiamo sfruttare questo. Allora, se siete bravi, fatevi avanti. Pedro è molto bravo, e anche se non sei molto bravo in questo, Pedro vi potrà aiutare, no? Insegnarvi a questo. Pedro conosce già il nostro gusto, sa come ci piace le cose. Allora Pedro è una persona meravigliosa, ha una pazienza enorme, no? E noi abbiamo bisogno di voi, la Chiesa sta crescendo, noi dobbiamo muoverci, perché il mondo sta andando a passi larghi verso l'inferno. E questo ci deve disturbare in qualche modo. Noi non possiamo sederci e restare lì tranquilli vedendo il nostro vicino andare all'inferno. Noi non possiamo sederci tranquilli, e neanche il nostro vicino, ma i nostri parenti stanno andando all'inferno. E noi tante volte, per paura di parlare di Gesù, non testimoniamo. A volte noi ci nascondiamo lì. No, io ogni tanto scherzo che ci sono tanti cristiani 007, no? Lui lavora in un'azienda con 1000 dipendenti, nessuno sa che lui è cristiano. Lui riesce a camuflarsi così in mezzo alla gente, fa le stesse cose, racconta le stesse barzellette e fa le stesse cose per non dire: guarda, io sono cristiano, io faccio la differenza, io cammino controcorrente perché intanto io credo in Gesù e questo ha fatto differenza nella mia vita e può fare anche nella sua. Cristo Santo. Rideranno di me, ma che ridano? Devono sapere chi noi siamo. Il mondo deve sapere chi noi siamo. Il mondo sa chi tu sei? Domanda alla persona che è accanto a te, guarda negli occhi così, serio, senza ridere. Il mondo sa chi sei? I tuoi amici nel tuo lavoro sanno chi sei? I tuoi amici, i colleghi della scuola sanno chi sei? Qual è la tua testimonianza? Amen. Gesù sta tornando e noi dobbiamo darci da fare. Aprite le vostre Bibbie in Salmi 42, noi leggeremo dal versetto 1 al versetto 5. È un salmo molto conosciuto. Io ho già ripetuto questo salmo qua in chiesa tante volte. No, ma oggi noi parleremo molto velocemente, perché abbiamo dopo la Santa Cena. Noi parleremo molto velocemente di qualcosa che noi possiamo imparare da questo salmo qua, di questa meditazione che questo salmista, non è di Davide questo, ma questo è un salmo dei figli di Corè, che erano leviti che cantavano nel Tempio, no? E questo salmo è stato scritto nel periodo di esilio nella Babilonia. Questo salmo è un lamento. Questo salmo è l'espressione della tristezza che questo salmista ha nel cuore. È un desiderio che brama nel suo cuore
e che non può essere esaudito in quel momento lì. Allora noi parleremo un attimo di questo. Allora Salmi 42, dall'1 al 5, come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, ma non di qualche Dio. Perché Dio ce n'era tantissimi in quell'epoca là. Ma l'anima di questo salmista era assetata del Dio vivente. E Dio vivente ce n'è uno solo, che è il nostro Dio. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Amen. Chiudete i vostri occhi. Caro Signore, questa è la tua parola. E la tua parola parla di se stessa, Signore, che lei non torna mai vuota, Signore, ma che lei compri sempre lo scopo per quale è stata inviata, Signore. Così come la pioggia, come la neve, Signore, così come tutte le cose che tu hai fatto, tu non fai niente senza proposito. E noi vogliamo e chiediamo, Signore, che questa mattina la tua parola possa compiere il suo proposito nella nostra vita, nel nostro cuore. Che la tua parola ci possa lavare, Signore, ci possa confrontare e più che altro ci possa cambiare, che noi possiamo sentire, tenere nel cuore e mettere in pratica nella nostra vita la tua parola. Allora vieni, che il tuo Spirito Santo ci possa parlare potentemente al cuore, che noi possiamo uscire di qua toccati dalla tua parola stamattina. Noi preghiamo così nel nome di Gesù. Amen. Io trovo molto bello questo brano della parola del Signore, no? Perché come ho detto è stato scritto in un momento molto difficile della vita di questo salmista. Loro stavano là belli tranquilli, ad un tratto sono stati invasi, si può dire invasi dalla Babilonia, sono stati portati come schiavi in Babilonia, no? E allora in questo momento qua, lui, magari guardando i campi, vede un cervo là e sogna. Ah, Signore, come io desidero la tua presenza, perché voi sapete che in quell'epoca loro dovevano andare al Tempio per adorare il Signore. Lì era dove si manifestava la presenza di Dio. Oggi non è più così, lodato sia il Signore per questo. Oggi noi possiamo adorare il Signore ovunque, in ogni posto. Gesù parla di questo in Giovanni, no? È arrivato il tempo che i veri adoratori adoreranno il Signore Gesù in spirito e in verità. Non è là in Gerusalemme, non è qui nel Monte Gerizim, ma è in ogni parte, nel tuo lavoro, a casa, a scuola, in ogni momento noi possiamo adorare a Dio con quello che parliamo, con le nostre azioni, ma più che altro con la nostra testimonianza. Le persone devono guardarci e devono vedere in noi l'espressione di Gesù. Amen. Ma questo salmista qua, lui magari guardando così, lui vede, ma è interessante che, non so se voi conoscete, ma io sono andato un po' a guardare com'è la vita di un cervo. Voi avete mai letto com'è la vita di un cervo? No, il cervo per forza ha bisogno di acqua come tutti noi, come tutti gli animali, no? Ma loro hanno una particolarità. Hanno delle caratteristiche molto particolari. Prima, loro hanno i piedi, no? Molto forti, e loro hanno questa possibilità di camminare nei luoghi alti, hanno questa abilità di camminare nei luoghi alti, no? E questo loro usano per fuggire dai suoi predatori, no? E anche loro hanno un olfatto molto potente, si può dire, sviluppato, bravissimo, grazie.
Loro hanno un olfatto molto sviluppato. Loro possono percepire i suoi predatori oppure quelli del suo branco e anche l'acqua a chilometri. Loro hanno un olfatto, anche in profondità loro percepiscono l'acqua. No? Allora loro hanno questa abilità. E loro, quando restano troppo tempo senza andare nell'acqua, loro esalano un odore molto forte che attirano i suoi predatori. E allora, quando loro sentono che c'è qualche predatore in giro, loro corrono a cercare l'acqua. Perché? Perché nell'acqua loro sono al sicuro, perché loro si tuffano in acqua e sono bravissimi nuotatori e loro si affondano nell'acqua e lasciano soltanto il nasetto fuori così per respirare. Ho visto qualche foto, è bellissimo, è molto interessante, no? E allora, leggendo un po', io penso che questo salmista conosceva la vita del servo, conosceva i suoi modi, no? Le sue caratteristiche. Lui si compara, no? Dicendo, wow, come loro desiderano l'acqua, io desidero la tua presenza. Come loro bramano per l'acqua, così io desidero la tua presenza. Lui stava dicendo che la presenza di Dio era la sua protezione. Come l'acqua per il cervo, la presenza di Dio era la sua protezione, era lì che lui trovava amparo, era lì che lui trovava protezione. E tante volte noi non diamo la dovuta importanza per quello che noi abbiamo. Io stavo pensando questi giorni, e questa è una preghiera che io sto facendo. Abbiamo anche già accennato qualcosa su di questo qua in chiesa e io volevo che questo fosse registrato nei vostri cuori. Io penso che tante volte noi stiamo cercando la presenza di Dio per i motivi sbagliati. Noi stiamo cercando Dio soltanto per essere più bravi, per migliorare la nostra performance o per colpire le persone che sono accanto a noi. Mentre la preoccupazione principale dovrebbe essere proprio la nostra relazione con il Signore. Tante volte noi stiamo cercando Gesù Cristo solo per andare in cielo e non per conoscerlo, per quello che Lui è. Stiamo cercando Gesù solo per paura di andare all'inferno, ma non perché lo amiamo e desideriamo conoscerlo. E questo mi preoccupa. Fratelli, sai qual è il mio desiderio per la Chiesa quest'anno? Non è che voi pregate di più, non è che voi leggete di più la parola, non è che voi guadagnate anime, non è niente di questo, è che voi conosciate a Gesù.